troviamo sul lago di Cavazia, uno dei luoghi paesaggisticamente più belli della nostra regione, ma anche più significativi da tanti punti di vista. Non solo ambientale, ma anche dal punto di vista proprio della gestione delle risorse del nostro territorio. E siamo qui in questo luogo così significativo assieme ad uno dei personaggi che rappresentano la storia del Friuli, che rappresentano la storia anche delle battaglie ambientali e non solo che sono state fatte nella nostra terra. Siamo qui con Franceschino Barazzutti, che oltre ad essere stato sindaco di Cavazzo, essere stato consigliere regionale, è stato uno degli animatori, ed è tuttora uno degli animatori delle grandi questioni ambientali e di sviluppo locale della nostra regione. Allora a lui chiediamo di raccontarci un po' da dove arriva questa storia, da dove arriva tutta la simbologia che sta dietro anche questo lago, dietro la centrale che sversa le sue acque nelle acque del lago, cosa rappresenta, ecco, dal punto di vista proprio del paradigma dello sviluppo locale questo luogo per lui e per tutte le nostre comunità. Il lago di Cavazzo dei Tre Comuni fino agli anni 50 non aveva la conformazione che voi vedete adesso, era ben più vasto. Qui dove siamo noi c'era acqua allora, ecco, ed era un lago tiepido, con acque in cui a maggio si iniziava la balneazione e si finiva a ottobre, ricchissimo di pesce che ha sfamato la valle nei secoli e nei millenni. Era un incantesimo. Poi negli anni 50 è successo, chiamiamolo così per alcuni, un successo perché si è iniziato a produrre energia elettrica, dall'altro per il lago è stato un disastro, e per la valle e per i paesi che stanno sulle sue rive. Perché? Perché alla centrale di Somplago, con 3 turbine, pervengono tutte le acque captate dai territori della Carnia, dalla Vinadia sino alla Val Degano, alla Val Tagliamento, tutto quanto, Sauris, tutto confluisce qui. Sono acque che nella gran parte dell'anno sono torbide, sono acque fredde, molto fredde, il che ha turbato completamente l'equilibrio del lago di Cavazzo, turbandolo profondamente. Diversi studi che testimoniano che sul fondale si sta accumulando una quantità enorme di fango e non c'è vita nei fondali. La flora, la fauna è completamente cambiata, non c'è più carpa, non c'è più tinca, non ci sono più anguille, ecco. E allora a questo punto si è posto un problema di rinaturalizzare questo lago. Si è sviluppato in questa valle, non solo questa valle, un movimento popolare con dei comitati che si occupano di portare avanti la questione, e si è pervenuti a quanto segue. Nel gennaio del 2014 la commissione consiliare quarta del Consiglio regionale Ambiente, esprimendo il parere sulla bozza del piano regionale di tutela delle acque, ha detto che bisogna studiare un bypass del lago. Bypass si intende catturare l'acqua dello scarico della centrale direttamente allo scarico e portarla fuori evitando che finisca nel lago, portandolo a valle. Successivamente il piano regionale di tutela delle acque, nella forma ufficiale approvata, prevede pure lo studio del bypass. In questi giorni è stato approvato un articolo che prevede l'indizione da parte della Regione di un concorso di idee mirato alla rinaturalizzazione e fruizione del lago di Cavazzo dei Tre Comuni. Il prossimo 7 maggio qui verranno ancora una volta i ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale di Ricerche di Bologna, che già negli anni precedenti hanno svolto le ricerche, a completare delle indagini sul lago, sul fondale. Ecco, così presenteremo lo stato del lago, che purtroppo è disastroso. Non è accettabile per cultura, per civiltà, ma anche per necessità, che il più grande bacino di acqua della nostra regione, posto in una posizione strategica al finire delle montagne e all'inizio delle pianure, quindi con una potenzialità enorme per ciò che si riferisce all'irrigazione,
al turismo qui a portata di mano, si lasci il lago così, in queste condizioni, perché lo studio fatto in relazione al progetto di pompaggio della centrale di Somplago, il potenziamento, lo studio di Gilles Garzon, a pagina 32, dice chiaramente che presumibilmente nel giro di 110 anni il lago di Cavazzo sarà interrato e il bacino di Verzegnis presumibilmente in 140 anni sarà riempito di fango. Vogliamo trasformare il lago in una palude oppure vogliamo recuperarlo prendendo esempio dai laghi carinziani che sono una risorsa anche economica? Io penso che si debba battere la seconda strada e noi dobbiamo operare in questo senso. Io mi auguro, ma oltre a augurarci, noi dei comitati faremo in modo che questo tema del lago di Cavazzo sia uno dei temi di questa campagna elettorale per le regionali. Questo è il punto. Non è ammissibile lasciare un lago in queste condizioni. Ecco Franceschino, la centrale di Somplago, che insiste poi sul lago di Cavazzo, è una delle centrali, una grande centrale, ma è una delle tante centrali che insistono poi sull'arco montano della nostra regione, no? Questo sta diventando un problema, rischia di diventare un problema sempre più grande, tant'è che da più parti arriva la richiesta di una sorta di moratoria sulla costruzione di nuove centraline che rischiano di avere un impatto ambientale fortissimo e portare pochi benefici in realtà alle comunità che abitano queste zone. Ecco, su questo credi che effettivamente ci sia la necessità di fare una battaglia e una riflessione importante? Noi dei comitati abbiamo individuato tutte le captazioni che esistono da qui in su tutto l'arco montano. Tutte, con relative fotografie. Sappiamo lì dove c'è o non c'è il rilascio del minimo di flusso vitale, ma questo è un altro discorso. Riteniamo che ormai assistiamo all'assalto agli ultimi corsi d'acqua, perfino i ruscelli. E siccome questi si tende a salire sempre più in alto, perché quelli più in basso sono sfruttati, non è possibile questo, che una risorsa pubblica come l'acqua, attraverso la concessione, venga messa nelle mani di privati che la utilizzano, trasformandola in kilowatt, magari col contributo, con un incentivo, maggiorazione di prezzo, e trasformano l'acqua in soldi che si mettono in tasca. No, bisogna che in questo punto fare un halt, una moratoria, verificare lo stato della situazione, ecco, vedere cosa funziona e cosa non funziona, e principalmente le concessioni devono finire in mano o a enti pubblici o a cooperative o a imprenditori privati che utilizzano l'energia elettrica per fare posti di lavoro qua in montagna. Diversamente l'idroelettrico, così come è impostato e sta andando avanti, non è altro che una rapina della risorsa acqua della montagna a vantaggio di pochi. Chiarissimo. Ecco, rispetto proprio alla gestione e alle ricadute sul nostro territorio, per le nostre comunità, di questa risorsa fondamentale, candidato con il Patto per l'Autonomia è Domenico Romano, che oltre ad essere stato sindaco di Zuglio è oggi presidente del BIM. Allora chiederei a lui di spiegare effettivamente come funziona il BIM e quali potenzialità ha la gestione di un consorzio come quello del BIM per i comuni della Carnia e di tutto il territorio montano. Sì, per chi non conosce il BIM, Franceschino ne è stato presidente prima di me, credo sia l'unico ente sovracomunale che può distribuire risorse provenienti appunto dalle derivazioni d'acqua. Il BIM è un consorzio obbligatorio nato con la legge del 53, la 959, e in Carnia abbiamo avuto la fortuna che attraverso il senatore Gortani, che è stato uno dei fautori, promulgatori della legge 959, abbia avuto inizio addirittura nel 54. Il consorzio BIM comprende 49 comuni, ora diventati 50 con l'ingresso di Sappada. Tutte le risorse, tutte le derivazioni che provengono dallo sfruttamento delle acque devono versare per legge un contributo che viene chiamato sovracanone al consorzio di bacino imbrifero montano, che è il nostro del tagliamento. Queste risorse naturalmente subiscono dei cambiamenti anche
nel corso degli anni e possono essere incentivate anche, se vogliamo, da leggi regionali che in qualche modo possono aumentarne il gettito. Nella nostra regione purtroppo, al di là di quello che è un aspetto, se vogliamo, di misura sulle derivazioni, che non è mai stata legittimamente accertata, diciamo che possiamo contare su un provento di circa 3 milioni e mezzo di euro all'anno. 3 milioni e mezzo di euro che però potrebbero essere messi a fattor comune se questi potessero e dovessero aumentare, come auspichiamo, attraverso anche una corretta legge regionale che vada a considerare quelle che sono le derivazioni principali, tolga le piccole, perché ormai con i deflussi e con i rilasci credo che queste non abbiano più ragione di esistere, anche perché stanno prosciugando semplicemente i fiumi e i torrenti e i ruscelli, ma soprattutto si vada a fare una politica saggia per poter avere risorse che la regione può accaparrarsi con le grandi derivazioni, dando le risorse ai BIM, le quali poi vengono distribuite ai comuni. Do un altro dato: oltre alla risorsa idrica che viene distribuita ai 50 comuni, il BIM provvede anche al sostentamento di tutta la rete museale della Carnia, per cui il BIM attraverso i suoi fondi fa anche cultura. Quest'anno a bilancio abbiamo circa 300.000 euro per la rete museale, per cui credo che questi denari spesi correttamente per i comuni siano da tenere in debita considerazione e siano da incentivare, perché resta l'unica risorsa ancora spendibile in montagna. Sì, ecco, Franceschino, tu sei stato appunto anche presidente del BIM. Cosa vuol dire gestire un BIM qui e gestirlo in altre, ad esempio, regioni autonome che hanno forse più risorse a disposizione, che rimangono sul territorio e che permettono, attraverso i sovracanoni, attraverso tutti gli strumenti che potrebbero essere attivati, di avere qualcosa in più che rimane sulla terra? Il BIM è il più anziano degli strumenti a disposizione degli enti locali per avere una mini compensazione di gran lunga quello che dovrebbe essere sulla sottrazione della risorsa acqua ai territori. Questo è il minimo. E quando qui si trattava o di abolirli o di assorbirli da parte delle comunità montane, io allora ho fatto una battaglia e non l'ho permesso. Ma dobbiamo cercare di andare oltre il BIM, perché quasi sembra una carità te la fanno i derivatori. Paghiamo i canoni e i sovracanoni al BIM. Ma i soldoni che vi portate via, quando io penso che qui A2A con le centrali di Ampezzo e di Somplago qua, ecco, gli utili se li porta a Milano vanno a finire sul bilancio del comune di Brescia e di Milano, ritengono sia giusto. Allora qua dobbiamo fare un discorso prendendo un po' di esempio. Si tratta solo di imparare, andare a vedere come fanno regioni, diciamo così, in cui l'autonomia la fanno valere, no? Dico il Trentino Alto Adige ad esempio. Allora, primo, qui si tratta che la regione c'è una proposta di legge tra l'altro, di costituzione della società energetica Regione Friuli Venezia Giulia, no? Ecco, non capisco perché, ma io lo so perché è arrivata è giacente lì, perché è arrivata una lettera dei derivatori dicendo così: ragazzi, non approvate quella legge lì. No, quella legge lì è fondamentale, perché avendo la regione una sua propria società, come ce l'ha la provincia di Bolzano, SEL si chiamava, adesso si chiama Alteria, e la provincia di Trento che si chiama Dolomiti Energia, perché non dobbiamo farla anche noi? E allora, mettere le mani sulle concessioni. Ad esempio nel 2020-2021 scadono 5 centrali, le concessioni di 5 centrali della Val Tramontina. Allora io dico, se abbiamo la società energetica regionale, concorriamo, vinciamo e produciamo kilowatt e soldi per noi, non per il bilancio del Comune di Milano. E così questo discorso vale in genere. Dobbiamo anche, partendo ad esempio dalle società cooperative SECAP, oppure che si ha su a Forni l'idroelettrica, ma anche quelle di un privato che sono su a Tarvisio, eccetera, eccetera, cominciare a costruire un qualche cosa che abbia la forza, diciamo così, di
di utilizzare in nostro favore la risorsa idrica, utilizzandola non con rapina, ecco, perché l'acqua va rispettata, non serve solo per produrre kilowatt, no? Serve a tante altre cose, specialmente con i cambiamenti climatici che si presenteranno. Cioè dobbiamo essere delle persone, degli uomini intelligenti che sanno rapportarsi correttamente con il proprio territorio e trarre da quella risorsa lì vantaggio per il proprio territorio. È per questo che io, diciamo così, guardo con favore a un movimento autonomistico che sappia far valere, insomma, l'autonomia di questa regione, perché io la vedo strapazzata, insomma, rispetto a quelli che sono gli anni del terremoto, in cui, diciamo così, l'autonomia è stata sviluppata al massimo e ha dato i suoi profitti. Non capisco perché si rinuncia, insomma, perché qui la centrale deve essere nelle mani di A2A. Io avevo detto, quando Enel l'ha privatizzato, avevo telefonato al presidente della giunta regionale, che era un carniello, Tondo, gli avevo detto: Tondo, compratela, no? Ecco, compratela. Dobbiamo mettere le mani sulla produzione e distribuzione, punto. Non si tratta di dire padroni a casa nostra, no. Il termine padrone è sempre sbagliato, insomma, ma utilizzatori, insomma, no? Delle proprie risorse a vantaggio del proprio territorio. Ecco, io penso che questo settore sia necessario, questa legge regionale che preveda la costituzione di questa società energetica, e dopo dica ai derivatori: vuoi la proroga della derivazione? Boom, vediamo come ti sei comportato, e se la vuoi paga un qualche cosa come di più, come sono ad esempio in provincia di Trento, a vantaggio di qui. Poi una certa quantità di kilowatt la dai alla regione o a una società regionale apposita, la quale quei kilowatt li distribuisce gratuitamente agli ospedali, no, alle case di cura, illumina le gallerie delle strade. Così a Trento basta saper copiare, non copiare così come fanno gli alunni a scuola, ma copiare con intelligenza. Questo è il punto da arrivare in questo settore. Ecco, da qui noi partiamo, da qui parte il patto per l'autonomia, parte dal riconoscimento del fatto che beni comuni come acqua, come energia, come paesaggio non possono essere gestiti a beneficio di pochi, ma devono essere gestiti a beneficio delle comunità e dei territori. Questo per noi è un punto irrinunciabile. Da qui passa davvero la nostra visione di autonomia. Autonomia significa far sì che le risorse, i beni comuni che appartengono a tutti, appartengono alle comunità, debbano essere gestiti a beneficio dell'ambiente e delle comunità che insistono sui loro territori. Questo per noi è fondamentale. La nostra visione di autonomia è questa e passa da qui, e quindi noi lavoreremo e proporremo la società pubblica regionale in cui i comuni, in cui le comunità possano dire la loro, per gestire la produzione di energia. Lavoreremo e proporremo una moratoria sulla costruzione indiscriminata delle centraline, perché il tema della tutela ambientale è irrinunciabile. Questi sono due punti cardine, perché crediamo che su questi temi, a maggior ragione, nessuno possa disporre di noi senza di noi.